Marco Zambuto è avvisato, come risponde? Ma guardi, non merita risposta perché il candidato di Alfano vorrebbe i voti sotto banco del suo leader e poi fuori vorrebbe apparire come il candidato della società civile. Il movimento di cui lui era rappresentativo alle elezioni è stato sonoramente bocciato, lui è il candidato di Alfano. Oggi rischia di diventare il candidato di un grande inciucio da destra a sinistra per solamente fatti di potere, per volere nuovamente il potere agrigentino, i potenti agrigentini, gli ex ministri, i deputati, andarsi a rioccupare il comune di Agrigento, e lui è il rappresentante di questo nuovo inciucio. Questi sono i temi politici di cui che la città di Agrigento deve sapere. Per quanto mi riguarda continuerò a confrontarmi con la mia città, continuerò a confrontarmi e soprattutto a parlare dei problemi della città. Pennica in particolare ha puntato l'indice contro Angelo La Russa, contro suo suocero, per possibili interessi con il PRG. Ma guardi, se lui ha notizie di reato, da bravo avvocato qual è, li denunzi. Diversamente non faccia minacce, perché non fa impaurire nessuno e poi porta a un livello del dibattito politico veramente scadente, per cui questa città non può assolutamente assistere a questo cortile rispetto al quale mi tiro assolutamente indietro. Per quanto mi riguarda, mio suocero, che è il padre di mia moglie, io sono assolutamente onorato della sua vicinanza, e lo dico, e veramente non posso essere smentito da nessuno: in questi anni non ho favorito interessi né di mio suocero, né della mia famiglia, né di altri. Lo dimostrano le carte al comune di Agrigento. Chiunque in questi anni avrebbe potuto vedere e può vedere quali sono state le mie azioni. Lei sarebbe disponibile ad un confronto pubblico con Pennica? Io non mi confronto con chi offende. Sarei pronto a confrontarmi con coloro i quali stanno dietro Pennica, quindi con Alfano, il quale ha responsabilità politiche nei confronti di questa città, e soprattutto oggi con gli altri compagni che lui si appresta ad accompagnarsi. Dietro l'angolo due adempimenti importanti: la definizione della squadra degli assessori e poi eventuali apparentamenti. Come si muoverà Zambuto? Andiamo avanti da soli con le liste che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, perché non vogliamo stravolgere l'identità di un percorso, di un progetto politico che si è presentato alla città con la nostra faccia. Per quanto riguarda la lista degli assessori, entro domani alle 2 presenteremo la lista, che sarà frutto di una rappresentanza di una città che vuole continuare a crescere, ad andare avanti e soprattutto a costruire il futuro. Vittorio Messina confermato? Penso di sì.